Si chiama Mola l'operazione convenzionalmente denominata come la stessa zona del centro storico di Sommatino, portata avanti questa notte dalle prime ore delle luci dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta insieme a delle unità cinofile di Palermo e Villa Grazia, militari dello squadrone cacciatori di Sicilia e dal 14° nucleo elicotteri di Palermo, al fine di eseguire un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 4 soggetti, 3 di nazionalità italiana e 1 di nazionalità egiziana, emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta. L'operazione Mola trae origine da un'ampia attività investigativa condotta dalla sezione operativa del nucleo radiomobile Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, che ha consentito di disarticolare un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comune di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Le attività hanno avuto inizio a febbraio del 2019, dimostrando l'esistenza di un sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti come cocaina, marijuana e hashish da parte dei componenti della famiglia Chiarelli. In particolare le attenzioni degli investigatori si sono concentrate nella figura di Salvatore Chiarelli, 54 anni, pregiudicato di Sommatino per la commissione dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti contro la persona e il patrimonio anche a carattere associativo. Lo stesso coordinava le attività illecite degli altri componenti del gruppo criminale, fornendo loro indicazioni sui comportamenti da tenere al fine di eludere i controlli della polizia, mettendo così a disposizione degli stessi la propria rete di conoscenza tra soggetti gravitanti nell'ambito del narcotraffico, la propria abitazione di campagna per occultare lo stupefacente. La droga, quindi approvvigionata principalmente da un canale operante su Caltanissetta, veniva immesso nel mercato clandestino di Sommatino attraverso la gestione al dettaglio di altri sodali destinatari della misura, come Fabio Chiarelli, 29 anni, figlio di Salvatore, con pregiudizi di polizia giudiziaria anche per violazione a norme sugli stupefacenti e precedenti penali. Nicola Chiarelli, 26 anni, figlio di Salvatore, con pregiudizi di polizia giudiziaria per la commissione di delitti contro il patrimonio e la persona afferenti le sostanze stupefacenti. Quindi il terzo, Said Chaban Tamaraz, 22 anni, un cittadino egiziano, con pregiudizi di polizia giudiziaria per i delitti contro il patrimonio e le sostanze stupefacenti. Nel corso delle indagini condotte dai carabinieri dell'Arma venivano tratti in arresto nel mese di aprile del 2019 per detenzione a fine di spaccio Fabio Chiarelli e Nicola Chiarelli, trovati rispettivamente in possesso di 200 grammi e 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.